Buongiorno, bentrovati. Il momento della rassegna stampa, i quotidiani nazionali in edicola, ma anche quelli regionali, un'appendice anche dedicata allo sport. Ma cominciamo subito con le prime pagine, partiamo dall'edizione di Repubblica Nazionale, arrestato agente killer, scudo penale e scontro. A Rogoredo il poliziotto è accusato di aver ucciso un uomo disarmato, Pisani è un delinquente, la Schlein dice no alla immunità, Meloni non esiste. E poi l'altro titolo importante di oggi che vediamo sulla prima pagina di Repubblica, si torna a parlare di Epstein, in manette anche Mendelssohn, dopo Andrea lo scandalo travolge anche l'ex ambasciatore britannico. Sulla prima pagina di Repubblica viene riportato quanto sta avvenendo in Messico, così il fentanyl trasformò El Mencho in capo narcos. Leggiamo di più, e il fentanyl, il motivo per cui El Mencho, criminale messicano, capo del cartello di Jalisco, che è la nuova generazione, è stato ucciso. Era diventato il re della più potente droga che l'umanità abbia mai creato. E poi il riferimento immancabile alla visita del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica Mattarella Niscemi, tra gli sfollati a un mese dai crolli dalla frana. C'è anche un richiamo a Sanremo, ma è un richiamo che ha poco a che vedere con, diciamo, le canzoni in gara questa sera. Sanremo, la Russa rivuole Pucci, Conti, io meloniano, no, libero. Questo dunque è la prima pagina di Repubblica. Vediamo il Corriere della Sera, apertura praticamente uguale, dedicata proprio all'arresto del poliziotto che ha assassinato il pusher, così almeno c'è scritto nel provvedimento. Poteva uccidere ancora, fermato l'agente che sparò al pusher, l'ira di Meloni su chi sporca la divisa, la finta pistola messa vicino al corpo, l'accusa è di omicidio, il capo della polizia parla di delinquente. E anche qui vedete in primo piano fotonotizia su quanto sta avvenendo in Inghilterra, nel Regno Unito. Londra è sotto shock, in arresto anche Mendelssohn, la bufera Epstein continua a investire il Regno Unito dopo il principe Andrea. È stato fermato anche l'ex ambasciatore britannico a Washington, si tratta di Peter Mendelssohn, avrebbe condiviso carte riservate con Jeffrey Epstein, l'ex ambasciatore ha condiviso con Epstein dunque delle carte riservatissime. E poi altre notizie, il conflitto in Ucraina, Orbán blocca i fondi a Kiev, le sanzioni contro la Russia, e poi ancora così Putin resta prigioniero della sua guerra. Queste sono alcune delle notizie sulla prima pagina del Corriere della Sera. Leggiamo anche la prima della Stampa di Torino, il titolo in alto, subito in apertura: arrestato l'agente, scontro sullo scudo penale, c'è una svolta nelle indagini sul pusher ucciso a Rogoredo, voleva ammazzarlo, Salvini non mi pento di ciò che ho detto. Queste le parole del vice premier. E poi la vicenda ucraina, vedete Orbán imbarazza la Meloni, nel quarto anniversario della guerra Budapest blocca le sanzioni dell'Unione Europea e a Putin e dunque i finanziamenti a Kiev. L'ambasciatore americano in Belgio chiese a Giorgia di dire no alla vendita degli asset russi e lei mi diede retta. Poi ancora il titolo che ci riporta in Messico, la macelleria messicana, così i disordini, il boss che portava il fentanyl dalla Cina agli USA. Altre notizie che riguardano ancora lo scandalo che investe l'Inghilterra. Londra, Mendelssohn come Andrea diede ad Epstein documenti segreti. Il caso Dazi anche sulla prima pagina della Stampa, i dazi non fermano l'economia maga. Adesso vediamo anche la prima pagina del Messaggero, vediamo insieme cosa scrive il quotidiano di Roma a proposito delle notizie della giornata di oggi. Il quotidiano dunque, il Messaggero, lo leggiamo in questo momento, eccolo qui: i dazi, stop
dell'Europa a quelli che sono, diciamo, i provvedimenti. Da oggi in America scattano le tariffe uguali per tutti al 15% e Trump stangata a chi fa il furbo. Bruxelles non basta, dice basta con il caos, Tajani riunisce le imprese, nessuna guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ma ci sono altre notizie, quella dell'arresto del poliziotto, sparo al pusher, agente fermato, la rabbia di Meloni, divisa tradita, non c'è nessuno scudo penale. Rogoreto, svolta nel delitto, il capo della polizia, un delinquente incastrato dal suo DNA sulla pistola del morto. Questo dunque è il titolo, sono i titoli, diciamo, in prima pagina del Messaggero. Leggiamo poi ancora sempre sulle prime pagine di Avvenire, eccolo qui il titolo di apertura del quotidiano dei vescovi cattolici italiani: disarmare il sistema, la società civile si mobilita contro lo svuotamento della legge sull'export degli armamenti, l'Ucraina dopo 4 anni di guerra riconquista terreno, resiste ma paga in vite e anche in distruzione. Altro titolo, il boss ucciso, la lotta ai narcos, guerra civile in Messico. Leggiamo qualcosa in più, invisibile fino alla fine e insieme ultra mediatico. 24 ore dopo l'annuncio sulla morte, in uno scontro a fuoco con l'esercito di questo diciamo boss del cartello del fentanyl, il suo volto immortalato su 3 foto segnaletiche era stato fatto in passato anche dagli agenti della DEA. È uscito di scena lasciando il Messico in fiamme. Dunque El Mencho ha lasciato davvero il suo paese in un momento di grande difficoltà. I dazi, anche qui Trump insiste e minaccia i paesi che non si allineeranno a quelle che sono le indicazioni. Il Sole 24 Ore, leggiamo ancora un'ultima prima pagina prima di andare ad approfondire alcune delle notizie. Trump, dazi più alti a chi fa i giochetti, l'Unione Europea rinvia il voto sull'intesa con gli Stati Uniti. Di che cosa stiamo parlando? Il commercio globale, la Casa Bianca, tariffe più alte per i paesi che approfittano della sentenza dei giudici, l'Europarlamento fa slittare l'ok, cambiate le basi legali e Šefčovič è più prudente. Tajani, favorevole al dialogo e impegnati a fare rispettare il patto che era stato raggiunto, così il nostro ministro degli esteri. E poi c'è questa notizia che sicuramente è molto interessante sulle materie prime. Si parla del cacao, che i prezzi, secondo questa notizia, i prezzi sarebbero crollati dopo il boom, meno 70% del prezzo del cacao. Questa è la notizia che viene riportata dal Sole 24 Ore. Adesso gli approfondimenti, adesso le notizie che abbiamo già visto sulle prime pagine. Cominciamo proprio con il Corriere della Sera e la notizia dell'arresto dell'agente che ha sparato al pusher, lo sparo, eccolo qui il titolo, lo sparo e la messa in scena, Rogoreto fermato l'agente, il PM dice per il PM il poliziotto potrebbe tentare la fuga e commettere di nuovo il reato. Le testimonianze che hanno incastrato questo poliziotto, un poliziotto infedele, un poliziotto che si è rivelato secondo le accuse un assassino, il popolo del Boschetto che ha smentito la prima versione. Questi sono i racconti. La stessa notizia comunque si trova anche sulle altre prime pagine, sulle altre pagine interne dei quotidiani. Siamo ad esempio su Repubblica, l'arresto del poliziotto che sparò al pusher, può uccidere ancora. A Milano incastrato da testimoni, dalle telecamere, dalle tracce genetiche. Ai colleghi che lo hanno fermato nel parcheggio del commissariato ha detto fate quello che dovete, è stata perquisita la casa dove viveva la compagna. Questa è la ricostruzione che viene fatta su queste pagine interne. Vedete il blitz la sera del 26 gennaio nel bosco di Rogoreto, una pattuglia vede questo spacciatore, l'uomo al telefono con un amico minaccia i poliziotti con una pietra, poi c'è la sparatoria, l'assistente capo Carmelo Cinturrino impugna la pistola, l'uomo ha provato a fuggire ma è stato raggiunto da un proiettile alla testa con la faccia verso il terreno, la distanza nel momento in cui l'assistente capo Cinturino esplode il colpo, il pusher si trovava secondo le testimonianze ad una distanza di circa 30 metri scarsi, la pistola a salve. Cinturino ordina a un collega di andare in commissariato per prendere una valigetta nera nella quale ci sarebbe stata la
berretta a salve poi rinvenuta accanto al corpo proprio del pusher, il DNA. Ed è, diciamo, importante questo particolare: sulla pistola però non vengono trovate tracce di DNA della vittima, ma solo quelle dell'assistente capo. Per gli inquirenti non ha impugnato l'uomo, la vittima, la pistola. I soccorsi: Cinturina attende 22 minuti prima di allertare i soccorsi, nonostante insomma l'uomo fosse a terra, fosse in fin di vita. Per gli investigatori lo avrebbe fatto per modificare la scena del delitto. Questo il racconto. Poi altre notizie che abbiamo visto sulla prima pagina. Siamo adesso invece ai dazi. L'Europa rinvia la ratifica, più chiarezza rispetto agli accordi, scrive il Corriere. Resta sul tavolo l'intesa di luglio, mentre l'Unione Europea cerca il dialogo. Bruxelles cerca di mantenere soprattutto la calma. Altre notizie di cronaca che in realtà non abbiamo visto però sulle prime pagine, e le notizie che ci portano alla cronaca invece riguardano il piccolo Domenico. Vedete su Repubblica: Domenico, il mistero degli orari, operato prima dell'arrivo del cuore, solo l'intervento iniziato i sanitari avrebbero capito che l'organo era compromesso e legare espianto da posticipare. Anche qui c'è una ricostruzione, vedete la preparazione dell'intervento. 14.02 inizia questo intervento chirurgico sul piccolo Domenico, poi l'aorta, 16 minuti dopo viene clampata, cioè chiusa l'aorta, di nuovo cuore alle 14.30, il contenitore con il cuore viene portato in sala operatoria, il trapianto 1 ora e 45 minuti più tardi viene declampata ancora l'aorta, finisce dunque il trapianto, l'ECMO si conclude, la circolazione extracorporea, il bambino viene attaccato all'ECMO. Questa è la situazione, diciamo, viene ricostruita da Repubblica. Prima di chiudere, almeno per il momento, questo primo segmento di rassegna stampa, parliamo anche del Festival di Sanremo. Stasera ci sono i 30 big in gara, la prima serata. L'emozione di Laura Pausini, la telefonata di Fiorello, vi auguro tante polemiche, queste le parole dello showman siciliano. Ma il presentatore Conti: Festival, dice, nel segno di Baudo, anch'io ho scoperto nuovi talenti in platea, i figli di Pippo, più defilata l'assistente, la Ricciarelli esclusa, non mi hanno invitata. Queste dunque le schermaglie iniziali di questo festival, che avrà chiedo scusa, tra le presentatrici Laura Pausini. Ci fermiamo, ci vediamo fra pochissimo. È la seconda parte della nostra rassegna stampa. Ripartiamo con la lettura delle prime pagine, delle altre prime pagine nazionali. Incominciamo intanto dal Giornale. Il titolo: il sondaggio shock, un grillino su 4 voterà per il sì. I sostenitori della riforma sono il 53%, di cui il 15% nel Partito Democratico. E poi la polizia fa pulizia, il riferimento è a quanto abbiamo già visto sulle altre prime pagine dei quotidiani. A Rogoredo, agente arrestato, Meloni, nazione tradita, sinistra all'attacco. E poi vedete anche sulla prima pagina del Giornale: Festival stasera al via, ecco le nostre pagelle, Conti spegne le polemiche. Sulle pagine interne sono le pagelle per le canzoni in gara. E vediamo anche il Fatto Quotidiano, il titolo di apertura: Rogoredo, boomerang per il governo e per il sì, difeso da Salvini, Meloni e compagni, fra scudo e anche il referendum. Quindi la notizia principale è proprio questa. Andiamo sul Libero: processo alle forze dell'ordine, la sinistra manganella la polizia, arrestato l'agente che ha ucciso uno spacciatore a Milano, PD alleati ne approfittano, Schlein no all'impunità, la Meloni la stronca, non esiste alcuno scudo, chi sbaglia deve pagare, paga, insomma queste sono le sue parole. Poi sarà in prima fila, falso, interviene la Premier, Giorgia aprirà Sanremo, i compagni vedono fantasmi. Ecco dunque un'altra lettura del festival. La verità: sono una
toga sono una toga progressista e vi spiego perché voterò sì, il magistrato vicino al giudice eroe. L'articolo di Massimo Russo, leggiamolo: ero nella corrente fondata da Giovanni Falcone e mi dispiace che da sinistra i colleghi attacchino la legge che è stata presentata da Nordio, che completa il percorso avviato dai riformisti e ci rende più autorevoli. E poi ancora: l'ospedale ha occultato i guai al cuore di Domenico. Siamo alla vicenda del bimbo di Napoli. L'avvocato della mamma parla di omicidio volontario dei medici, tutte le anomalie sul reparto prima dell'ok del 2024 ai trapianti. E poi ancora la Schlein si attacca al fermo di un poliziotto per disarmare ogni agente. Questa la prima della Verità. Poi vediamo La Nazione: agente fermato per omicidio, questo è il titolo di apertura, la Meloni ha tradito l'Italia. E anche qui tornano le vicende che sono legate ai file di Epstein, arrestato ex ministro, ora trema il governo inglese. Vediamo anche la prima pagina del manifesto. Il Tempo delle Mele scrive così, e poi vediamo ancora: un omicidio volontario, una messa in scena per simulare la legittima difesa, arrestato l'agente che ha sparato e ucciso a Rogoredo. Alla sua versione ha voluto credere solo il governo, che ora lo scarica, è una mela marcia, ma le indagini puntano alla copertura e ai coinvolgimenti dei colleghi. Dunque, invece, parte bassa del manifesto: i grandi d'Europa a Kiev a mani vuote, Orbán blocca i 90 miliardi promessi all'Ucraina per evitare la bancarotta. Leggiamo anche la prima pagina dell'Unità, due aperture. Vedete: arrestato il poliziotto che ha ucciso Mansuri e Salvini straparla. E poi: cara sinistra, i CPR sono disumani e basta. L'approfondimento è di Gianfranco Schiavone a pagina 6. Lasciamo adesso dunque l'Unità, leggiamo anche la prima pagina del Tempo. Tutta la verità sull'attacco all'Iran, a parte il veterano del Mossad. Intervista al Tempo di Oden Aylam, ex capo della divisione antiterrorismo israeliano. Ecco le fasi del possibile raid USA, ma l'Europa stia attenta, Teheran può colpirla. Questa è dunque l'apertura del Tempo, che è un po' diversa rispetto a tutti gli altri quotidiani che fino a questo momento abbiamo letto. Prima di passare alle pagine regionali, anche la prima pagina del Riformista, il titolo: sangue e coraggio. 4 anni fa, l'inizio dell'operazione speciale di 3 giorni, Mosca continua a bombardare Zelensky, dice Putin ha iniziato la terza guerra mondiale, riformisti sempre al fianco di Kiev. E poi abbiamo detto: adesso andiamo a leggere invece i quotidiani regionali in edicola. Cominciamo con le prime pagine, partiamo dal Giornale di Sicilia. Mazzette a Palermo, finiscono nei guai 4 impresari funebri, l'inchiesta sul racket delle camere mortuarie, disposto l'obbligo di presentazione alla polizia. Questo dunque è il titolo che poi verrà ripreso anche da altri quotidiani, ma intanto la fotonotizia e il titolo che vedete proprio sul Giornale di Sicilia parla dell'abbraccio di Mattarella ad una Niscemi in ginocchio. La visita a sorpresa del Capo dello Stato nel paese che è stato fiaccato dalla frana, l'incontro nella scuola con i ragazzi sfollati, in settimana i primi soldi della regione alle famiglie che sono rimaste senza una casa. Ci sono anche altre notizie sulla prima pagina, ad esempio quella legata al bonus voli, le misure per contenere il caro trasporti, prorogato il bonus voli in attesa della riforma. Per le vacanze pasquali, treno speciale in dubbio, voucher per i viaggi dei familiari dei detenuti. Queste sono dunque le iniziative della regione. Vediamo anche la prima pagina della Sicilia di Catania, lo Stato che c'è. Vedete l'apertura con il presidente Mattarella ieri a Niscemi, Mattarella in visita a Niscemi, tra gli applausi degli abitanti, lavoriamo per il vostro futuro.
Poi il richiamo al festival di cui abbiamo già parlato, stasera si apre il Festival della canzone italiana nel nome di Pippo Baudo, dunque in prima pagina sulla Sicilia. Altre notizie sempre dalle prime pagine dei quotidiani regionali in edicola, anche qui Niscemi si affida a Mattarella, lo Stato non ci abbandoni, il racconto degli sfollati che hanno incontrato il capo dello Stato nel paese franato, oltre alle case rischiano di perdere l'identità, accelerare sui ristori e anche per la ricostruzione. I vigili intanto cercano di salvare la biblioteca, recuperati 300 libri. Anche sulla prima pagina della Repubblica a Palermo si parla del festival, del murale, le memorie di Militello per il primo festival senza Pippo Baudo. Ci sono tante notizie poi all'interno. Siamo alla Gazzetta del Sud per completare le prime pagine dei quotidiani regionali in edicola. L'apertura, eccola qui, Mattarella, lo Stato è con voi, visita a sorpresa del Presidente della Repubblica a Niscemi, l'incontro con gli sfollati e poi il caro voli, la Regione proroga il bonus. Due notizie che vengono presentate anche con delle foto. Le polemiche dopo l'inchiesta sui rimborsi riguardano l'ex rettore dell'Ateneo di Messina, Cuzzocrea, che vuole cambiare dipartimento. Pietro Navarra dice l'Ateneo sia neutrale. L'economista sull'ex rettore indagato, più giusto sospendere tutto, la rettrice Spatari può farlo e ancora un docente. E poi l'altro fatto accompagnato con anche fotografia, da stasera tutti cantano Sanremo, un festival nel segno di Pippo Baudo, tocca a me condurre il primo festival senza più Pippo Baudo, lo dice commosso Carlo Conti alla vigilia della Kermesse. Condurranno Laura Pausini con Conti il festival insieme sul palco dell'Ariston. Adesso approfondiamo alcuni dei fatti che abbiamo visto sulle prime pagine. Parliamo intanto della visita di Mattarella a sorpresa, cominciamo dal quotidiano La Sicilia. Pronto, sono Sergio Mattarella, così è il virgolettato presentato a pagina 2, il Presidente vola sulla frana, lavoriamo per il vostro futuro, l'incontro con il sindaco, i soccorritori, poi gli sfollati del 25 di gennaio, poi c'è stata la tappa alla scuola Mario Gori con gli alunni tra sorrisi e selfie con le maestre. Per favore non interrogatemi, dice il Presidente Mattarella, conquistato in questo modo il cuore dei piccoli alunni che hanno lasciato i loro plessi scolastici. Ancora su Repubblica, Mattarella tra gli sfollati di Niscemi, grazie, ma ora non ci abbandoni, questo è il grido, insomma l'aiuto chiesto dagli abitanti di Niscemi, l'appello di cittadini sconvolti dalla frana. Rischiamo di perdere pure la nostra identità. Un incontro con la madre di Aurora che è morta sulla provinciale, rimettiamola in sicurezza. Questo è dunque il racconto fatto su Repubblica, che poi si dedica, vedete, al recupero anche dei libri, droni e laser di precisione salvati dai vigili del fuoco, 350 volumi della biblioteca. In arrivo nei prossimi giorni altri 19 robot per il recupero dei beni negli immobili più a rischio. Ancora altre notizie dalle pagine interne del quotidiano La Sicilia. Siamo sulla pagina dedicata alla città di Palermo. Bellolampo, lite sul trattamento dei rifiuti, funzionamento ridotto, dopo gli incendi del 2023, ora l'apertura ai privati con un budget da 3,2 milioni. E poi ancora dai bus ai parcheggi fantasma, i pasticci tra il Comune e l'Amat, ordinati 60 mezzi ma sfumano i fondi, in alto mare i progetti su 6 aree. Altra notizia, il caro estinto e il business delle mazzette, ci sono delle nuove misure che sono state adottate per questa nuova inchiesta. Anche adesso leggiamo la Gazzetta, i titoli delle pagine interne della Gazzetta. Nuovo caso Cuzzocrea all'università, Gazzetta del Sud. Navarra, l'Ateneo deve essere neutrale, l'ex numero 1 contesta la possibilità di cambiare dipartimento mentre è in corso l'inchiesta sui rimborsi, interviene la rettrice Spatari, può presentare istanza secondo quanto previsto dalle norme e anche dai regolamenti. Ma intanto leggiamo sempre sulle pagine dedicate alla
alla regione siciliana, il caro voli, il bonus della regione, arriva la proroga per 5 mesi, è stato firmato il decreto da 15 milioni di euro che conferma la riduzione del 25% sulle tratte nazionali per tutti i residenti, intanto ITA e Aeroitalia pronte ad attivare i biglietti già scontati. Prima di chiudere parliamo di sport, calcio in particolare. Siamo sul Palermo, la metamorfosi di Ledu Aron, mister 4 milioni, ora è Monsieur 5 gol. Il francese ha saputo vincere lo scetticismo che aleggiava su di lui, ha vinto il duello con Brunori e resta titolare e decisivo anche nonostante l'arrivo di Jonsen. Questo dunque la situazione in casa Palermo. Poi invece ci occupiamo anche del Catania, un Catania che è in ansia per i suoi attaccanti, per Forte e per Caturano. Chi rientra in tempo? Questa è la domanda che stamattina si pone Quotidiano La Sicilia. I due centravanti non sono al meglio, pronto Rolfini, ma ci sono anche delle soluzioni alternative. E poi, visto che il Catania andrà a giocare con la Salernitana domenica, Polveriera Salerno, via Raffaele, in panchina arriva Cosmi Campani, contestati dal pubblico, e il DS Faggiano ieri ha scelto un sostituto a sorpresa. Si tratta di Serse Cosmi. Ci fermiamo qui, almeno per oggi, con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.